quando la cronaca diventa terreno politico. L'ultimo caso esplode a Vicenza, a Monteberico, e succede in piena mattinata. Sono le 10 nel piazzale della Vittoria quando scoppia un violento litigio tra una donna e uno straniero. Tutto accade davanti agli occhi esterrefatti dei passanti che, in modo concitato e preoccupato, chiamano il 113. Sul posto arriva una pattuglia della squadra volanti che intercetta un 27enne nordafricano senza fissa dimora e senza documenti. Fin dai primi istanti gli agenti della Polizia di Stato si rendono conto che l'uomo è fuori controllo, inveisce violentemente nei confronti della donna che è con lui, dà in escandescenze e inizia a colpire a testate la pantera della polizia, danneggiando la portiera. È in stato di forte alterazione dovuta all'assunzione di cocaina e cannabis. Viene immobilizzato e portato nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Bortolo. Una volta dimesso, viene accompagnato in questura e sottoposto ai rilievi fotografici e delle impronte digitali da parte della polizia scientifica, che così arriva a una completa identificazione dell'uomo che ha dichiarato falsamente di essere tunisino per sfuggire all'espulsione. In realtà si tratta di un marocchino con vari precedenti penali e di polizia. Risulta condannato dal Tribunale di Padova per spaccio di stupefacenti e per ricettazione. Inoltre, ad aprile, era già stato espulso in Sardegna dalle autorità di Sassari, ma non ha mai rispettato il provvedimento. Per questo, in considerazione della gravità del comportamento tenuto, della situazione di pericolo per la sicurezza pubblica, oltre che dei gravi pregiudizi a suo carico, il questore di Vicenza, Paolo Sartori, ha firmato nei confronti del 27enne marocchino un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Trasferito immediatamente nel centro di permanenza e rimpatri di Gradisca di Sonzo, verrà imbarcato quanto prima su un volo diretto nel suo paese d'origine. Ma il fatto che ci sia chi, in pieno giorno, in mezzo alla gente, sotto l'effetto della droga, diventi violento, aggredisca una donna, reagisca alla polizia, danneggi una volante e vada in giro senza documenti, dichiarando false generalità e nascondendo i suoi precedenti, è un tema destinato a essere discusso dalla politica. I cittadini chiedono risposte. È arrivato il momento che, a livello legislativo, il Parlamento si attivi per dare un giro di vite.